Ben ritrovati cari telespettatori, ben ritrovato Luca Trivellato, presidente della CIA Agricoltori Padova, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. E con il video della ripresa, tra le primissime puntate, non poteva appunto mancare una naturalmente dedicata all'agricoltura, perché è stata al centro dell'attenzione a causa della prolungatissima siccità. Poi ci sono state queste perturbazioni pazzesche, improvvise, che hanno danneggiato moltissimo il settore agricolo, e quindi noi, ponendola al centro dell'attenzione per capire, tirare una riga, vedere cosa è successo e quali sarebbero anche gli interventi necessari, dobbiamo dedicarci un po' di tempo. E quindi cogliamo anche l'occasione per rispondere a voi che ci avete lasciato dei messaggi, che ci avete anche scritto, numerosi, vi ringraziamo, che ci avete sollecitato ad affrontare diverse questioni. Molti sono dentro il settore agricolo, per cui parlano in prima persona in quanto colpiti anche dall'aumento dei prezzi delle materie prime, faccio riferimento anche agli allevamenti dei bovini o per la produzione del latte, e tanti anche come consumatori che dicono rinunceremo anche a questo. Purtroppo i cali da un'indagine che è stata fatta da terze parti, quindi imparziali, cali nel consumo di questi beni che invece fanno tanto bene alla salute, frutta e verdura, sono anche importanti a due cifre da parte delle famiglie. Quanta carne al fuoco! Allora, vediamo un po' di affrontare i primi capitoli. Primo quello della siccità, perché si è prolungata per moltissimo tempo, ma per capire adesso è ancora allarme siccità, oppure le piogge che ci sono state, il cambiamento ha tranquillizzato e ha risistemato un po' le situazioni? Beh, adesso siamo verso la fine delle colture. C'è il passaggio alle autunno-invernine per quanto riguarda la parte orticola, per quanto riguarda i seminativi siamo in una fase di termine delle colture, a parte per la soia che verrà raccolta entro un mese. E la siccità ha colpito però nel momento in cui la pianta aveva maggiore necessità, parliamo per esempio del mais, aveva maggiore necessità di acqua, di sostentamento. Infatti abbiamo avuto perdite che hanno raggiunto in alcune zone tra il 70 e il 90%, parliamo della provincia di Padova. E questo assieme all'elemento dell'aumento dei costi sia dei mangimi che dopo degli agrofarmaci e del gasolio agricolo che, voglio ricordare ai telespettatori, è passato da 70 centesimi l'anno scorso a punte fino a 1,60 euro quest'anno, per cui più del doppio, ha prodotto ovviamente una situazione di stress e di difficoltà economica per le nostre aziende agricole. Il gasolio agricolo, che è quello che viene utilizzato anche per la pesca? È anche quello che viene utilizzato per la pesca. E quindi spiega anche il discorso nel settore pesca, con l'aumento appunto dei prezzi per le varie uscite che ci sono. Comunque il territorio della provincia di Padova ha un piccolissimo affaccio sul mare, quindi ci sta anche questo. Aumento quindi del gasolio agricolo. Voi avevate così preannunciato che avreste cercato di fare un pressing perché almeno questo venisse calmierato. È gravato dalle accise, dalle tasse? Questo per dare una risposta. Io cerco nelle domande di rispondere anche e trovare le risposte per i messaggi dei nostri telespettatori, le mail. Siete riusciti a fare qualche cosa, ed è gravato dalle accise e dalle tasse come il gasolio normale? Allora, è gravato ovviamente dalle accise e dalle tasse. Siamo riusciti a fare qualcosa in parte, nel senso che è stato riconosciuto un credito d'imposta solo per la parte di trattrice, per cui per i trattori che effettivamente si muovono nei campi e fanno le lavorazioni colturali, per il primo trimestre e per il terzo trimestre. C'è stato un buco nel secondo trimestre e probabilmente ci sarà anche nel quarto. Sono stati dati in forma di credito d'imposta questo aiuto nella misura del 20% delle spese sostenute. È chiaro che non è sufficiente questa cosa qua, da un lato perché il gasolio agricolo è servito anche appunto per far fronte all'irrigazione. Le nostre pompe che utilizziamo nei campi che dobbiamo irrigare sono pompe che vanno a gasolio, e questa parte qua era esclusa dall'aiuto. Un altro settore che è stato particolarmente colpito è quello delle serre, per cui tutta la parte florovivaistica, non il gasolio della parte florovivaistica per il riscaldamento delle serre, era esclusa da questi aiuti. Questo era per la parte invernale, per il periodo invernale? Certo, ovviamente.
E quindi adesso c'è. Però in questo momento si prospettano dei calmieramenti, qualche cosa oppure no? È stato recentemente, sono stati stanziati degli aiuti immediati per le aziende agricole. Parliamo a livello italiano di, voglio dire le cifre giuste, 200 milioni di euro, sì, di cui 40 milioni sono ad anticipi. E noi abbiamo calcolato che nella provincia di Padova arriveranno circa 5 milioni a fondo perduto di aiuto per sostenere e far riprendere l'economia. Bisogna dire che noi abbiamo calcolato danni per 300 milioni. Cioè minori rese sostanzialmente per 300 milioni? La tempesta perfetta, come abbiamo detto più volte, è proprio questa, nel senso che abbiamo avuto diminuzione di resa, aumento dei costi. Per cui entrambe le cose ovviamente nella stessa annata agraria provocano uno stress, una difficoltà estremamente grave da parte delle aziende agricole. Noi abbiamo ripetuto più volte anche attraverso i giornali stampati, insomma, che è necessario riporre al centro quello che è il mondo dell'agricoltura nell'agenda politica anche nazionale, che purtroppo sta latitando rispetto a quello che riguarda un settore che è strategico. Noi speravamo, io, i miei colleghi e ovviamente anche come organizzazione sindacale, che la guerra in Ucraina, se ci ricordiamo c'era il problema del rifornimento del mais, del frumento, e appunto per la situazione bellica internazionale, speravamo che, visto che si era reso palese la necessità di mantenere il settore agricolo come settore strategico, per le difficoltà che stavamo andando incontro, in realtà in questa campagna elettorale stiamo trovando poca risposta da parte delle proposte politiche che vengono messe in campo. Quando noi chiediamo dignità al nostro settore, è una dignità che riguarda il lavoro che facciamo, la fatica che facciamo, ma anche il riconoscimento da parte delle forze politiche e anche sociali diciamo, del valore che noi creiamo, che non è solo una questione puramente di produzione di cibo, ma anche di gestione del territorio, di biodiversità, di gestione idrogeologica dei nostri spazi. Assolutamente. A proposito di questo, c'è un messaggio che è arrivato, voglio prima leggerlo. Buongiorno, avevo letto e sentito che le regioni come l'Alto Adige nega o riduce l'acqua alla valle del Veneto. Ne sapete qualcosa? È una fake news? Grazie. Allora, non è una fake news, non è tanto la regione, ma più che altro la necessità di trattenere l'acqua a monte per quanto riguarda la produzione elettrica. Nel senso che durante il periodo della siccità era necessario formalizzare quello stato di emergenza che anche noi abbiamo chiesto più volte e che alla fine è arrivato, per poter permettere il rilascio a valle dell'acqua che viene utilizzata dalle centrali idroelettriche a monte. Quindi in pratica per necessità non la cedevano sostanzialmente, però poi si è trovato un accordo, se non sbaglio. Sì, dopo è stato finalmente, diciamo, formalizzato lo stato d'emergenza e quindi si è cominciato a liberare. Poi alcune piogge per fortuna hanno anche sollevato la situazione, insomma l'hanno resa più gestibile. Però l'alveo dei fiumi, soprattutto anche alcuni laghetti eccetera, è sempre rimasto basso? Perché abbiamo avuto una situazione estremamente particolare di siccità, cioè non è stato solo il periodo siccitoso che si è prolungato per mesi e mesi, ma abbiamo avuto anche un inverno con poche precipitazioni sulle montagne, per cui la nostra riserva d'acqua che deriva dallo scioglimento della neve nella montagna era inferiore. Se a questo aggiungiamo anche il fatto che durante quest'estate c'è stato sempre un vento costante che ha prodotto una maggiore percezione anche del secco. Percezione del secco, ma anche una maggiore evaporazione proprio dei terreni e anche delle piante. Quanto ci vorrà perché in un autunno che si auspica normale si ripristini la situazione? Cioè, cosa dovrebbe esserci perché la cosa non si prolunghi? Dovrebbero tornare le nevicate in montagna, cioè garantire quella è la riserva fondamentale. La riserva per affrontare, non vorremmo trovarci in una situazione nella quale durante il periodo siccitoso tutti quanti dicevamo è necessario fare invasi, è necessario fare in modo di garantire la trattenuta dell'acqua quando ce n'è in abbondanza e il rilascio nel momento in cui c'è la necessità. Non vorremmo che ci trovassimo come sempre che nel momento d'emergenza tutti siamo d'accordo nel formulare soluzioni, impegnarci coralmente per trovare delle soluzioni e dopo passato
il momento d'emergenza ci si dimentica invece di una questione che è estremamente importante, anche perché i cambiamenti climatici, voglio dire, ormai sono all'ordine del giorno, per cui la difficoltà di questa campagna agraria facilmente ce la ritroveremo negli anni prossimi. Ecco, una cosa, volevo tornare al discorso di prima, poi avevamo letto anche il messaggio, però mi sembra che sia anche importante, perché questo fondo di solidarietà nazionale, interventi indennizzatori, che era l'importo a livello nazionale 200 milioni di euro per l'anno scorso, e appunto abbiamo visto che 5 milioni arriveranno all'agricoltura, non è indistintamente per tutti, ma perché ci sono alcune che sono, ma di quelli che non beneficiano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità. Sì. Quindi bisogna stare attenti, perché adesso diamo questa notizia, dico, beh, arrivano questi soldi, no? Attenzione, bisogna fare dei distinguo. Sono due posizioni diverse, cioè ci sono agricoltori che hanno stipulato delle polizze assicurative per la produzione, o meglio, delle polizze assicurative nel caso di mancata produzione dovuta a siccità, e quindi quelli ricevono un premio, un indennizzo da parte delle compagnie assicuratrici. Mentre c'è una grossa fetta di coltivatori, di imprenditori agricoli che non hanno stipulato polizze, quindi questo fondo va proprio a coprire i danni a questi agricoltori. Parliamo di poche decine di euro. Siccome uno non pensi, dico, beh, che ha cioè, fatto bene a non fare, perché i premi comunque sono sempre soldi che si vengono pagati, però non è che ti compensa completamente, ti dà uno sollievo minimo. Assolutamente, ci sarebbero bisogno di interventi ben più forti per garantire il nostro tessuto economico del nostro comparto. Purtroppo la situazione politica che stiamo vivendo, insomma, non permette di fare neanche quel debito, perché poi da qualche parte i soldi bisogna prendere del debito buono che serve in funzione del mantenimento dell'economia del territorio, che ricordiamo nella provincia di Padova riguarda soprattutto piccole e medie imprese agricole che rischiano di chiudere. Ecco, una cultura anche, adesso andiamo in pubblicità, per prima volevo chiedere questo, una cultura del fatto di garantirsi in qualche modo, di assicurarsi, di fare delle assicurazioni, che un tempo, se ne parlava tanti anni fa, non c'erano neanche per l'agricoltura, erano veramente ridotte. Non potrebbe essere un qualcosa di interessante, perché comunque ormai abbiamo dei fatti che si ripetono costantemente, cioè che non sono più occasionali. Potrebbe essere questo un'idea. Leggo anche un messaggio: oggi al mercato a chilometro zero ho trovato le zucchine a 3,20 €, ma vi sembra possibile? C'entra la siccità? Io non credo. Dopo parliamo anche di speculazioni, di cose varie, perché questo fa parte della serie di email che ci sono arrivate a questo proposito, dopo la pubblicità. Però volevo chiederle appunto se potrebbe essere utile anche per i giovani agricoltori entrare con questo concetto di un'assicurazione, di tutelarsi. Noi abbiamo strutturato proprio un servizio specifico per gli agricoltori che si chiama CIA Sicura, che permette di offrire a prezzi agevolati proprio per il comparto agricolo delle polizze che permettano l'indennizzo in caso di calamità naturali o di siccità prolungata. Conviene farle? Conviene farle, ormai siamo in un periodo nel quale le incertezze atmosferiche ci costringono a farle più che conviene. È chiaro che se non succede nulla non è conveniente farlo, però nel caso di perdita di produzione ovviamente può essere un aiuto che altrimenti non c'è. Assolutamente. Allora, Presidente, torniamo su questi temi, rispondiamo naturalmente anche al messaggio che è arrivato, che fa parte della categoria di tutti quei messaggi da parte dei consumatori, ma non solo, ci sono tante altre questioni da affrontare dopo la pubblicità, tra poco.